Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Ben ritrovate amiche e amici di 131 direttamente dal Via del Mare, ma questo è Aperi Torres, la nuova rubrica del mondo rosso-blu che parte da questa settimana alla vigilia di Torres Ternana, dedicata un quarto d'ora con voi all'orario dell'aperitivo per scoprire quello che è il momento del rosso-blu di Michele Pazienza in vista del prossimo turno di campionato. Ovviamente non sono solo da Lecce a parlare della Torres, ma con me c'è anche il buon Andrea Olmeo. Ben ritrovato Andre. Ciao Roby, buonasera e buonasera a tutti. Tu sei a Lecce, io sono nella Hollywood sassarese a Sant'Orsola. È comunque un Via del Mare anche Sant'Orsola. Esatto, perché comunque è via dal mare. Poi ti porta a Platamona, capito più o meno. Allora, battute a parte, caro il mio Andre, settimana comunque importante in casa Torres, non solo perché il prossimo avversario di domani pomeriggio al Vanissan è la Ternana, una squadra nobile decaduta di questi ultimi anni di Lega Pro, tra mille difficoltà sta provando con la famiglia Rizzo una nuova avventura a livello non solo societario ma anche di ambizioni in Lega Pro. Dietro tutto il mondo della Ternana c'è anche quella figura anche ingombrante, se vogliamo, di Ferrero, ex presidente della Samp. Vedremo quali saranno i rapporti. Oggi, se avete un po' seguito, no, Andre ha presentato un nuovo progetto con la campanella, però non in stile di Dindon come Ranieri, ma diciamo per annunciare. Lui ha fatto la battuta sugli hotel, però sicuramente è un momento particolare per la Torres, che arriva da un punto nelle ultime 3 uscite, una Torres che ha faticato a trovare risultati e a ritrovare, se vogliamo, Andre, quell'entusiasmo che l'aveva accompagnata all'inizio dell'avventura Pazienza, con la vittoria e il passaggio del turno in Coppa contro Livorno, con il debutto in campionato vincente contro il Pontedera. Poi si è un po' spenta la luce e ti direi subito di snocciolarci un po' quello che ti è sembrato anche Pazienza. Qualche ora fa hai fatto la conferenza pre-gara prima di Torres Ternana. Come ti è sembrato un po' l'umore dei rossoblù e del mister? Ho trovato un Pazienza, diciamo, molto, come l'hai visto tu sempre in conferenza, molto lucido. Comunque ha usato anche delle tematiche importanti. Alla domanda che gli ho posto appunto su quando si vedrà realmente la sua Torre, si è usato delle parole belle anche che possono piacere anche alla piazza sassarese. Ho visto un Pazienza voglioso anche di riscatto dopo queste 3 partite in cui si è raccolto solo un punto, in cui si è difettato anche sotto l'aspetto della prestazione. Quindi c'è voglia di riscatto, c'è voglia comunque anche, per usare le parole del mister, di rendere felice la città, perché sincero la Torres mi sarei aspettato qualche difficoltà
però forse meno, perché comunque l'inizio di campionato era abbastanza agevole, quindi di conseguenza mi sarei aspettato forse magari qualche punticino in più, ecco. Non dico magari a punteggio pieno, perché comunque la Pianese anche in passato è sempre stata una squadra ostica da affrontare, soprattutto da parte della Torres, però mi sarei aspettato di qualcosa di più. E ti dico, mi ha lasciato anche buone sensazioni su ciò che si vedrà domani. Poi ovviamente la sfera di cristallo non ce l'ho, però queste sono, diciamo, le impressioni. Ce l'ho, ma diciamo è la mia pelata, ecco. Esatto, infatti sai che stavo già per ti ho anticipato. No, ormai sei sulle preventive, sei fortissimo, sei il nuovo Luperno, esatto. Guarda. No, però a parte le battute, secondo te cosa sta funzionando di meno, no? Perché trattiamo uno dei grandi temi e sveliamo anche un po' come sarà per i Torres in queste settimane. Ci saranno 3 grandi tematiche, oltre quelle che sono le parole del mister che ascolteremo, riassumeremo in generale e proveremo anche ad analizzarle, però divideremo questo aperitivo, questo quarto d'ora con i tifosi rossoblù su 3 grandi temi. Partiamo dal primo, è quello proprio di quello che sta mancando. Le lacune evidenti a questa Torres sono date magari da alcuni giocatori che per un motivo di infortunio, per un motivo di preparazione iniziata in ritardo, perché sono arrivati a Sassari magari un pochino condizionati da una stagione fatta fuori rosa nella precedente avventura, stanno rendendo molto sotto le aspettative o non sono ancora talmente in forma da poter rendere davvero per questa Torres. Facciamo dei nomi: Di Stefano, Starita, lo stesso Carboni, Michele Carboni, che doveva essere un giocatore centrale per questa Torres, invece piano piano, vuoi per un infortunio avuto in preparazione, vuoi perché Pazienza forse ancora vede solo una fase in costruzione, un po' meno quella in non possesso sul giocatore ex Cagliari, non sta giocando. Qual è secondo te il giocatore che sarà più importante da recuperare il prima possibile per Michele Pazienza e per questa Torres? Beh, sicuramente il giocatore più importante che deve entrare nel vivo, ecco, in questo trittico di sfide che attende la Torres in questa settimana a venire, sono sicuramente diversi, in particolare di nuovi è Starita, perché comunque Starita è un giocatore importante che può fare da collante tra i reparti, che comunque è un giocatore dotato di qualità. L'abbiamo visto un po' sbattersi contro il Brass senza però riuscire a trovare la giusta quadra, ecco, quindi da questo punto di vista trovare il vero Starita sarebbe secondo me un aspetto importante, ma allo stesso tempo è un aspetto importante riuscire anche a lavorare meglio sulle fasce, perché sulla fascia sinistra forse non ce ne voglio Annunziatini, perché comunque alla fine si sta, diciamo, adattando a questo ruolo, deve ancora trovare la sua vera identità, ecco, all'interno della corsia a sinistra, tant'è infatti che è stato deciso di reintegrare Zambatorio. Anche questo è un tema appunto che andremo a trattare magari più avanti, e soprattutto queste 3 partite in settimana saranno le partite di Michele Carboni, perché sicuramente avrà spazio, perché 3 partite da affrontare in una settimana gli daranno spazio del momento, anche sia di pazienza di dargli una chance, ma sia soprattutto di Carboni di essere bravo a sfruttarla, perché comunque Carboni quando è arrivato a Sassari c'erano delle aspettative importanti e è riuscito anche a decidere la partita contro il Pontedera, facendola vincere 1-0, però poi tra l'infortunio e un finale in cui si arriva magari qualche certezza in più in campionato, e con l'ingresso di Pazienza, con un Lunghi davanti che comunque ha fatto oggettivamente bene all'esordio casalingo, ecco, sta trovando meno spazio. Ecco, forse, diciamo, sono queste le 3 tematiche, i 3 giocatori, ecco, che saranno importanti in questo periodo. Sì, hai citato Lunghi, tra l'altro, che è un giocatore che era partito benissimo, molto bene in Coppa, bene anche se in chiaroscuro all'esordio con l'espulsione, no? Rimediata contro il Pontedera. Da quell'espulsione si è un po' perso il vero Lunghi, quello che può dare una mano importante alla Torres, il collante dei reparti, se vogliamo, rossoblù, per una Torres che ha faticato a livello di costruzione offensiva e non poco nelle ultime giornate. Secondo me Lunghi è quel giocatore che un po' manca a questa Torres, e te ne faccio un altro di nome che magari non abbiamo ancora citato, che è quello di Di Stefano, che è proprio quel tipo di giocatore a supporto di Musso, Antonino Musso, che forse è il migliore dei nuovi arrivati, senza forse, in rossoblù, quello che si sta sbattendo di più, quello che ha una condizione migliore, è vero.
deve provare a segnare con più continuità, ma è anche vero che la Torres non l'ha quasi mai servito nelle ultime uscite, e quando l'ha servito ha creato grandi occasioni da gol, come è successo anche nell'ultima gara contro il Bra, perché aveva procurato un rigore poi tolto dall'FVS, e c'è stata la grandissima lamentela anche sulla sull'azione, no? Non nata da lui, nata da Scheffer, però in cui lui poi dopo nel proseguo aveva costretto il portiere avversario a una grandissima parata nel finale. Quindi sicuramente Lunghi e Di Stefano sono quei due giocatori che la Torres deve inserire. Chiudo come parentesi su Michele Carboni, che ne hai già parlato tu. Per Michele è il momento di dare e avere, cioè ha bisogno secondo me di avere un pochettino più di fiducia, da pazienza, che magari gli è mancata in queste settimane, e dalla sua parte è il momento di dare qualche certezza in più a questa Torres, perché è un giocatore che vuoi per un motivo o per l'altro, soprattutto per infortuni, si è visto molto, no, a strappi. Domani è anche un ex di giornata, ricordiamo, lui è arrivato alla Torres proprio dalla Ternana, anche se poi era un giocatore del Cagliari in prestito a Terni, però comunque sia il passaggio arrivò a gennaio dalla Ternana alla Torres, magari vorrà anche togliersi qualche sassolino in generale e tornare protagonista, in attesa che torni dall'infortunio. Un giocatore secondo me insostituibile per questa squadra come Mastinu. Bene, cambiamo pagina, perché c'è da affrontare un pochino uno degli altri temi di queste settimane, Andre, della Torres, ovvero l'età media. Torres che ha più o meno un'età media che si attesta sui 26 anni, quindi non un'età media così bassa, è sempre stata, abbiamo fatto anche un pezzo in settimana, la squadra più vecchia, tra virgolette, ovviamente, di quelle che ha affrontato fin qui, quindi dall'inizio del campionato, dal Pontedera al Bra, la Torres ha sempre avuto la squadra più esperta, almeno a livello anagrafico, rispetto all'avversario, però questo dell'alibi della squadra di Reggio Emilia è stato usato tanto dalla squadra di Pazienza. Tu gliel'hai anche chiesto questo pomeriggio. Secondo me non è solo una questione di giovani, è proprio una questione di alchimia nuova. È una Torres che ha talmente cambiato pelle che, al di là del fatto che abbia perso alcuni veterani, ci metterà un po' a capire quella che è un po' la sua identità, perché è una Torres che si è formata per tanti anni sul gruppo dei sassaresi. Sono un po' di meno i sassaresi, o magari se ci sono un po' meno centrali. Ci sono giocatori storici come Diakité che al momento sono usati un po' di meno. La Pazienza, che si è fatto un Eurogol contro il Bra, rovesciata decisiva per il pareggio. Non so se sei d'accordo, secondo me togliere l'alibi dell'età è quello da fare il prima possibile per questa squadra, per creare una propria identità che ancora forse manca. Sì, no, assolutamente, hai toccato un tema importante, anche perché è vero che comunque l'età media è scesa, è vero che si è cambiato tanto, però secondo me bisogna proprio togliersi dalla testa questo fattore del siamo una squadra giovane, perché siamo una squadra giovane è un po' quasi un parafulmine, ecco, perché ti toglie magari da delle responsabilità, perché comunque la Torres ha qualità, è gran parte della squadra dello scorso anno, dei titolari di quest'anno erano titolari della scorsa annata. Quindi da questo punto di vista, diciamo, c'è più o meno la stessa base dello scorso anno. Vanno aggiunti quei giocatori nei punti cardine, soprattutto in avanti e nel collante tra i reparti, devono trovare, come hai detto tu, alchimia e tutto, ma è anche normale, perché considerato che si arriva da 4 anni con Greco, con quella filosofia di gioco ben chiara, con quel tipo di risultati, poi ripartire non è semplice, perché se 2 anni fa parlavamo di una Torres che si doveva riconfermare, che riconfermarsi era la cosa più difficile dopo appunto l'annata terminata con i playoff contro il Benevento, ecco, ripartire dopo aver fatto così bene, dopo aver cambiato diverse pedine anche in punti cruciali, secondo me è ancora più difficile, e questa difficoltà si sta giustamente notando, perché comunque vai a inserire un Lunghi che deve farti da collante tra i reparti, vai a inserire un Musso al posto magari di un Fischnaller che comunque si sbatteva tanto, ma la zampata riusciva a darla, e vai a togliere alla Torres dello scorso anno un giocatore come Ghiebre, che è comunque un giocatore che, quando, passami il termine, gli partiva la centralina e partiva in avanti, era indomabile, tant'è che ha fatto gol, assist, ti dava quell'imprevedibilità in più e quella fisicità, quella gamba che al momento non vedo nella Torres, ecco.
Sì, vedremo anche se Scheffer piano piano si prenderà questa torre sul lato mancino, un giocatore che secondo me potrebbe essere importante, poi l'inserimento di Zamataro ne parleremo anche alla fine come ultimo tema prima di chiudere, ma direi di andarci ad ascoltare, visto che ce le abbiamo, le parole di Michele Pazienza e di Fabio Liverani, visto che io sono a Lecce, è anche un tema ricorrente quello dell'allenatore ex Cagliari, ma prima iniziamo da Michele Pazienza e il suo estratto delle parole di presentazione di Torres Ternana. Ma sì, si poteva portare a casa qualcosa in più rispetto a quello che poi si è visto e si è prodotto sul campo. Una partita difficile non solo sotto l'aspetto mentale, perché troveremo un avversario con un'energia mentale diversa dalla nostra, perché viene chiaramente da 2 vittorie importanti, da 2 ottime prestazioni accompagnate dal risultato, e sappiamo tutti quanto aiuti poi il risultato. Nello specifico non ho la voglia di vedere la mia Torres. Io nello specifico ho voglia di vedere una Torres remante, una Torres che ha voglia di lottare su ogni pallone, che ha voglia di lottare contro ogni squadra, al di là del valore dell'avversario. Io credo, non so quanto tempo ci vorrà ancora, ma l'obiettivo deve essere questo, non deve essere la mia Torres, deve essere la Torres di tutti, la Torres che faccia innamorare i tifosi, che faccia innamorare la gente che viene allo stadio, che fa i chilometri, e quello deve essere l'obiettivo. A me non interessa creare la mia Torres, la Torres non è mia, la Torres è della gente del posto, è la gente che soffre per il risultato che riesce ad ottenere questa squadra, e quello deve essere il nostro focus. Quanto tempo ci vorrà non lo so, mi auguro quanto prima e quanto tempo meno possibile, però l'obiettivo è quello di portare questi ragazzi, al di là dell'età che hanno, a lottare e a rappresentare un'intera città. E diciamo subito, Andre, che Pazienza ha capito dove Greco aveva sbagliato, cioè provare subito, no, a difendersi un po' con la piazza, i tifosi, un momento anche importante assolutamente. E ti chiedo come ti è sembrato. Mi è sembrato, ne parlavo poco fa anche con Francesco, così presentandogli un po' quello che aveva detto. Pazienza è stato bravo nel dribblare la domanda, perché comunque io gli avevo chiesto quando si vedrà la vera Torres, la sua Torres, considerato anche che comunque finora sono stati sempre affrontati avversari con un'età media inferiore. Lui l'ha dribblata bene e l'ha usata andando a toccare secondo me le corde giuste, quelle che piacciono alla Piazza Sassarese, tant'è che l'avevo detto anche inizio di diretta, tra l'altro. L'ho visto ben ambientato all'interno della piazza di Sassari, tant'è che ha un tono di comunicazione che è diametralmente opposto a livello di Greco, e secondo me questo fa anche piacere, ecco, ai tifosi rossoblù. Quindi da questo punto di vista in conferenza l'ho sempre visto bene, ha confermato anche questo aspetto oggi con questa risposta alla mia domanda, quindi vediamo, anche perché va bene, fa benissimo a usare questo tono, però comunque ora belle le parole, bello tutto, però contro la Ternana, volente o nolente, per la Torres è il momento di portare a casa i 3 punti, perché comunque ne sono stati lasciati troppi indietro. Se si vuole puntare in alto e si vuole cercare di togliere questa piccola malinconia che c'è un attimino dopo questi risultati, serve fare 3 punti domani. Sono d'accordissimo, vanno fatti contro la Ternana, andiamo ad ascoltarci anche le parole di mister Fabio Liverani. Allora, sicuramente è un banco di prova importante, perché poi dare continuità ai risultati è la cosa sempre più difficile, perché andiamo a giocare in un campo ostico, difficile, per noi, per tutti, per tradizione, e poi perché incontriamo una squadra organizzata, di qualità, di fisicità, allenata da un allenatore che è un mio ex compagno e amico, e quindi so le qualità dell'allenatore, e quindi per noi confermarci è sempre la cosa poi più complicata. Dobbiamo fare una partita, quando dico una partita seria intendo che ci saranno sicuramente momenti di sofferenza, momenti di difficoltà,
ed è proprio lì che si capisce poi lo stato di forma di una squadra, quando le cose sono più complicate. Quindi mi aspetto di capire e di vedere a che punto siamo proprio nella sofferenza della partita. Queste le parole di Liverani. Andre, ti direi proviamo a chiudere sul tema Zambataro, giocatore che è stato reinserito, giocatore di spinta, la Torres che torna un po' sui propri passi, no? Le parole importanti, anche quasi un muro nei confronti del reinserimento in rosa di qualche settimana fa, un giocatore che aveva chiesto, che era stato messo da Pazienza all'interno del progetto, poi aveva chiesto di essere mandato via, non ha trovato l'accordo con la Ternana, la Torres inizialmente non sapeva neanche di questo potenziale accordo, ritrova la Ternana e torna in squadra, curiosamente. Come la vedi in generale? E poi chiudiamo, perché siamo anche a 5 minuti dall'inizio della vigilia del Cagliari, vi racconteremo Lecce Cagliari con le formazioni che sono già uscite. Sì, sarò breve, ecco. La vedo come è stata gestita, secondo me, molto bene dal mister questa situazione legata a Zambataro, perché è sempre stato sincero, ha sempre detto le cose come stavano, che comunque Zambataro lui l'ha inserito inizialmente all'interno del progetto, tant'è che si stava allenando con la squadra, durante le amichevoli precampionato è quasi sempre partito da titolare, era un giocatore comunque importante, secondo me sarebbe anche partito da titolare durante la stagione, poi ovviamente in base anche al minutaggio e tutto quanto, quello sarebbe stato da vedere e valutare, però avrebbe avuto diverso spazio secondo me Zambataro. Poi il fatto di Terni, ecco, che lui non è riuscito, non è andato lì alla Ternana e poi è ritornato indietro, tant'è che l'ha spiegato anche oggi, lui ha gestito male la situazione, ha detto Pazienza, abbiamo parlato con Zambataro e abbiamo deciso che vogliamo di nuovo rimetterlo in squadra per sfruttare le sue qualità e le sue potenzialità, ecco, quello che può dare anche la sua esperienza. Quindi da questo punto di vista ha usato sia bastone che carota nella conferenza stampa di oggi, però allo stesso tempo l'ha anche motivato per dirgli: guarda, noi stiamo dando l'opportunità, ora aspetta a te far vedere che quello che è successo in estate è stato solo un passo falso, ecco. Quindi di conseguenza lo vedo bene, anche perché poi Nunziatini, come ho già detto, deve ancora a margini di crescita, deve ancora migliorare, è ancora un po' acerbo, ecco, in quel ruolo. In più c'è Scheffer che spinge per quel posto titolare, avere un Zambataro in più che comunque è duttile, lo puoi usare sia a destra che a sinistra, secondo me fa molto comodo, ecco, a questa Torres. Sì, sono d'accordissimo, siamo in chiusura, Andre, però chiudiamo con un pronostico. Come finisce per te domani? Ti direi un pareggio, un 1-1. 1-1, almeno speriamo che sia quantomeno divertente. Insomma, Andre, sono contento di aver iniziato con te questa nuova piccola rubrica, questo appuntamento che ci accompagnerà come aperitorres prima di ogni gara dei rossoblù alla vigilia. Speriamo che vi coinvolga sempre di più, ci fanno piacere anche le visualizzazioni di tanti commenti che ci sono già stati. Insomma, poi vi ricordo che domani Andre ci racconterà tutto dal Vanisan live, le pagelle e la sala stampa di quella che deve essere una Torres che torna a vincere in uno scontro diretto tra squadre che hanno ambizioni, come quello tra Torres e Ternana. Grazie Andre. Grazie a te Roby. E grazie a tutti voi che siete stati con noi. Restate su 131 perché tra esattamente 3 minuti inizia la vigilia di Lecce Cagliari e vi andiamo ad analizzare quelle che saranno le scelte dei due allenatori qui dal Via del Mare. A tra poco, buona serata e sigla. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti?
Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.